Una buona serata a tutti, ben ritrovati ad una nuova puntata di TV7 Comuni, il programma che parla del nostro territorio veneto. Continuiamo il nostro viaggio infatti alla scoperta di ogni singolo comune padovano e veneto e grazie alle vostre richieste e alle vostre segnalazioni che porremo ai sindaci dei nostri comuni parleremo dei percorsi non ancora intrapresi ma che bisognerebbe valorizzare al meglio. Territorio che è ricco di eccellenze ma anche con qualche fragilità. Vi ricordo infatti che potete continuare a scriverci e a mandarci i messaggi o mail al numero 347 247 1498 o indirizzarci una mail a tv7comuni@gruppotv7.com con le vostre richieste. Ma adesso andiamo nello specifico e conosciamo insieme a Maurizio l'ospite di questa serata. Sì, grazie Belmaris, un saluto a tutti i nostri telespettatori, in particolare quelli del Veneto orientale, perché questa sera conosciamo il sindaco Alberto Teso, sindaco di San Donà di Piave. Buonasera sindaco. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Un sindaco neoeletto, insomma, da poco, in realtà è da maggio, quindi i primi mesi sono sempre forse i più emozionanti all'inizio di un mandato, vero sindaco? Emozionanti, intensi, molto impegnativi, però sono molto felice in sostanza, non mi aspettavo nulla di diverso, sapevo che è un impegno a tempo pieno, l'agosto l'ho passato comunque seduto in municipio, certo, anche per completare insomma, la conoscenza con tutti i dirigenti, i funzionari e sono contento. Benissimo, entriamo subito nello specifico perché uno dei grandi temi di questo periodo è la gestione dei fondi del PNRR. Ci sono alcuni progetti a San Donà di cui parleremo, ma in particolare abbiamo appunto affrontato l'argomento di due nello specifico. Vediamo il contributo e poi li commentiamo assieme. San Donà torna a parlare di viabilità. Protagonista è il Ponte della Vittoria, che da più di 30 anni è il punto dolente degli spostamenti nel comune e che la nuova amministrazione, capitanata dal neoeletto sindaco Alberto Teso, spera presto di sistemare. Ricostruito nel secondo dopoguerra, il ponte collega San Donà a Musile di Piave e rappresenta la via più rapida per raggiungere la destra Piave ed immettersi nella regionale Treviso-Mare. Questo fa sì che si creino numerosi ingorghi, soprattutto nelle ore di punta, durante le quali la struttura sopporta un traffico di circa 2000 vetture l'ora. L'obiettivo della nuova amministrazione è la risoluzione di questo problema. Nessuna possibilità è stata scartata, inclusa l'edificazione di un terzo ponte sul fiume Piave. Tuttavia, a creare numerosi disagi alla viabilità non è solo il Ponte della Vittoria. Il traffico infatti scorre lento anche nel centro della cittadina. Tra le prime azioni programmate dalla nuova amministrazione dunque anche la revisione del piano urbano del traffico, con la creazione di un anello circostante il centro storico per favorire lo scorrimento delle vetture. Allora, in realtà, prima di PNRR, come abbiamo sentito, parliamo della viabilità a San Donà di Piave, perché, come abbiamo sentito, c'è un ponte che è quello della Vittoria, che da molto tempo, come dire, è uno dei nodi cruciali della viabilità nel comune. Che cosa si sta pensando di fare per risolvere questo problema? Storicamente, insomma, negli ultimi 15 anni abbiamo un chiodo fisso che è la realizzazione di un terzo ponte che possa collegare la riva sinistra e la riva destra del Piave. Una decina d'anni fa è stato aperto il ponte di Granatieri di Sardegna, che è un ponte che è un po' più a valle rispetto al ponte della Vittoria, che però è un po' fuori dal contesto urbano e quindi non risolve il traffico urbano centrale. Bisognerebbe naturalmente realizzare un ponte più vicino al tessuto urbano. L'altra soluzione che abbiamo in mente insomma, è modificare un po' la viabilità d'ingresso a San Donà, perché 10 anni fa l'amministrazione ora uscente ha pedonalizzato la strada centrale, sì, chiudendo di fatto Corso Silvio Trentin e secondo noi senza realizzare una viabilità alternativa. Questo ha creato un tappo purtroppo molto evidente nel cuore di San Donà e questo ha intasato fortemente la viabilità. Nessuno pensa più di toglierla, l'isola pedonale, però dobbiamo pensare a un anello, una
una via alternativa che giri attorno alla città. Abbiamo incontrato la settimana scorsa come giunta il professor Longo, che è professore di economia dei trasporti a Trieste. Daremo incarico a lui di rivedere sulla base di alcune nostre idee il piano del traffico per trovare delle soluzioni alternative. Ecco, più o meno che tempi ci possono essere per questo tipo di Entro l'anno prossimo adotteremo sicuramente delle soluzioni alternative. Abbiamo già cambiato alcuni dei progetti in essere, per esempio era prevista la pedonalizzazione di Via del Campanile, un ulteriore tratto pedonalizzato in centro, e abbiamo deciso di renderlo pedonale solamente dal venerdì sera durante tutto il weekend e riaprirlo il lunedì mattina. Intanto in via sperimentale facciamo così per evitare di chiudere un altro tratto di strada centrale e rendere ancora più disagevole e più difficile la circolazione urbana. So che a proposito di viabilità c'è un altro argomento che sta molto a cuore ai suoi cittadini, che è quello della viabilità ciclabile, la possibilità di girare sul fiume Piave. Avete già delle ciclovie esistenti, ci sono degli interventi che volete proporre per implementare questa rete ciclabile che porta turismo e anche tanto benessere ai cittadini? Ci sono due aspetti, una riguarda l'area urbana, quindi la mobilità ciclistica all'interno della città, e su questo continueremo tranquillamente sulla scia della vecchia amministrazione, quindi parecchie piste ciclabili urbane ci sono e continueremo ad utilizzarle. Vogliamo un po' razionalizzarle, renderle più sicure, magari toglierne qualcuna e aggiungerne qualcun'altra, però insomma in centro urbano vorremmo che la bici fosse utilizzata il più possibile. Molto bello è il percorso naturalistico a fianco del Piave, è possibile da San Donà arrivare in bicicletta fino alle foci del Piave a Cortellazzo a Jesolo. Lì mi piacerebbe completare l'anello e avere la pista, adesso esiste sul lato destro, averla anche sul lato sinistro, arrivare quindi alla foce dal lato di Eraclea e completare tutto l'anello in sostanza, in modo che sia possibile sia anche dal lato di San Donà che da quello di Musile arrivare a Portegrandi e addirittura arrivare a Treviso. Ecco, San Donà è, come dire, un comune di dimensioni modeste, però molto attivo, ci si sposta tanto, e nel futuro c'è anche un nuovo progetto che in realtà riguarderà il territorio di San Donà, ma verso il quale siete forse un po' preoccupati, che è questo nuovo collegamento tra l'autostrada e Jesolo, di cui si sta parlando molto in questi mesi. Qual è la vostra posizione come comune di San Donà, ma come territorio del Veneto orientale? San Donà è comunque una città importante, abbiamo 42.000 abitanti, siamo l'8ª città del Veneto, cioè Bassano ha qualche centinaio di abitanti più di noi, in sostanza siamo a livello di un capoluogo di provincia come abitanti. Attorno gravitano altri 3 comuni del Piave, Fossalta, Noventa e Musile, quindi c'è un bacino di 65.000 abitanti che gravitano attorno a San Donà. Tutti e 4 siamo preoccupati per questa autostrada del mare, insomma questo progetto di cui si discute da più di 10 anni, che dovrebbe essere entrato ormai in fase attuativa, importante infrastruttura che agevolerà la viabilità verso Jesolo, ma che comporterà la trasformazione della Treviso Mare in strada a pagamento. Quindi per arrivare da Treviso a Jesolo ci sarà la strada a pagamento a pedaggio. Certo. Saranno esentati i residenti dei comuni adiacenti, quindi noi, Musile, Fossalta, Noventa, Meolo, però la paura è che molti possano utilizzare strade urbane per evitare il pagamento del pedaggio e quindi andare a intasare le stradine magari di frazioni o di paesi piccoli attorno, che non sono adatte a sopportare un traffico pesante. Già quest'estate io e il collega sindaco De Zotti di Jesolo abbiamo adottato 2 ordinanze uguali per interdire al traffico pesante e quindi anche a camper e roulotte una strada di campagna che però era indicata dai GPS come strada alternativa e che veniva a passerella, insomma è una frazione che è mezza in comune di San Donà e mezza di Jesolo, e veniva intasata soprattutto durante il weekend da turisti e rendendo invivibile la strada anche ai residenti. Abbiamo messo un divieto di transito e dovremo sempre di più pensare a come regolamentare questo traffico che non utilizzerà la strada nuova a pagamento ma utilizzerà le strade adiacenti. E vi state quindi già preparando a questo scenario? Ci stiamo un po' riflettendo, insomma ci sono molti sindaci preoccupati, il comune di Meolo è quello che sarà più interessato, ma anche San Donà e Musile temono un po' questa trasformazione viaria, perché insomma il traffico verso Jesolo durante l'estate è veramente imponente, quindi ben venga un'infrastruttura di questo tipo. Stiamo attenti anche alle esigenze dei comuni che stanno alle spalle un po' a monte di Jesolo. No? E chiedo quest'ultima cosa rispetto a questo argomento: è previsto un casello o comunque una sorta di ingresso per San Donà in questa nuova
bretelle autostradali? Allora, noi sappiamo che ci sono dei caselli con l'ingresso gratuito per i residenti nei comuni limitrofi, non abbiamo ancora capito bene dove saranno questi caselli. Importante è la posizione, perché se da San Donà dovessi andare a Meolo per prendere il casello e entrare in autostrada, è chiaro che i sandonatesi faranno strade diverse per arrivare al mare. Questo potrebbe causare problemi a Eraclea, a Musile, ai comuni vicini, insomma, quindi abbiamo qualche dubbio, vorremmo avere qualche chiarimento anche per tranquillizzare i nostri cittadini. Assolutamente. Belmarista, sono arrivate delle domande per il sindaco attraverso il web, giusto? Sì, infatti sindaco, c'è Annalisa che chiede, salve sindaco, ottima idea portare nuovi eventi in centro, per l'autunno e l'inverno sono previsti nuovi appuntamenti? Buon lavoro. Allora sì, noi vorremmo avere con frequenza, se non settimanale, almeno 2 volte al mese, degli eventi in centro a San Donà, nella piazza centrale, la nostra bella piazza Indipendenza, insomma, che è quasi un anfiteatro, e nella strada pedonale centrale. Questo perché gli eventi danno vita ai negozi, danno vita alla città, e soprattutto i negozi di vicinato hanno bisogno di lavorare. San Donà ha un vantaggio che è anche uno svantaggio, perché è vicinissima all'outlet MacArthur Glen di 90 e c'è un centro commerciale Ipercoop molto vicino e molto grande. Questo se da un lato è un vantaggio per i residenti, è un problema per i commercianti, perché c'è una concorrenza veramente importante, quindi i negozi si devono specializzare, fornire dei servizi e dei prodotti che non si trovano al centro commerciale, però bisogna anche invogliare i residenti a restare e a passeggiare in centro. Stiamo pensando per esempio di dare il plateatico gratis ai negozi, non ai pubblici esercizi ma ai negozi, per aiutarli a esporre le loro merci, e per l'invernata insomma abbiamo una serie di eventi in più rispetto a quelli precedenti. Sto puntando molto sul programma culturale, mi sono tenuto il referato alla cultura proprio per cercare di spingerlo e di sostenerlo. Riporteremo l'opera in piazza, mi piacerebbe riavere, abbiamo provato anche quest'anno, però purtroppo quella sera ha piovuto, l'abbiamo dovuta fare dentro al teatro, abbiamo fatto Cavalleria Rusticana, però insomma la riporteremo in piazza. Mi piacerebbe un San Donà Opera Festival con più opere anche di musica classica in piazza. Vorrei riuscire a spingere sempre di più sull'utilizzo del teatro Astra, del teatro Da Vinci e anche del nuovo, non so se dopo ne parleremo, insomma, che ci vorrà ancora un annetto, ma insomma avremo una nuova sala polifunzionale, al momento la chiamiamo Sala della Musica e della Parola, ma mi piacerebbe fare un concorso di idee magari con i ragazzi delle scuole superiori. Sarà un'aula da 200 posti per musica e teatro. Dopo parliamo di questo. Punteremo molto su eventi e cultura. È importante appunto incentivare il commercio locale. Ecco, e poi invece abbiamo Anna Rita che chiede: abbiamo un problema di parcheggio in centro storico, possiamo pensare ad una zona per le auto lontana dal Duomo o si può o non si può fare? Quello dei parcheggi è un problema classico dei centri storici. San Donà, tra l'altro, con l'isola pedonale ha perso parecchi posti auto. È vero che per essere vivibile un centro deve essere un po' libero dal traffico, però come ho detto prima bisogna pensare a una viabilità alternativa, è questo che ci ha lasciato perplessi sulla scelta della precedente amministrazione. Abbiamo fatto anche qualche passo indietro, per esempio la mancata pedonalizzazione completa di questa via del Campanile, che è proprio a fianco del Duomo, ci consentirà di conservare una parte dei parcheggi che altrimenti dovevano sparire. Siamo in zona a rischio idrogeologico purtroppo, quindi lì non possiamo scavare, non possiamo fare parcheggi interrati, potremo farli sopraelevati. Stiamo valutando, speriamo che nell'arco di 12-18 mesi i lavori di rafforzamento dell'argine finanziati dalla Regione, sono quasi 10 milioni di euro, 9,8 milioni di euro per la realizzazione di una barriera di cemento a fianco dell'argine, possa di fatto far sparire il rischio di alluvione. La paura, insomma, dal 66 in poi San Donà è sempre stata a rischio di alluvioni, e questo rischio oggi pone dei vincoli importanti, soprattutto per la realizzazione di nuove edificazioni. Scavare, per esempio, non si può, non è possibile. Anche costruire a livello del terreno in molte aree è vietato, bisogna costruire a un'altezza a 1,5 metri da terra, crea grossi problemi questo vincolo idrogeologico. Se lo supereremo entro 18 mesi potremo pensare anche a una nuova sistemazione di parcheggi. Molto bene Sindaco, ci fermiamo giusto qualche secondo, poi torniamo a parlare adesso sì di PNRR e di tante iniziative che state portando avanti, soprattutto per i più giovani. Mi raccomando, restate dove siete.